Le immagini del nostro Antonio Carta si riferiscono ad un primo pomeriggio caldissimo nel piazzale antistante il Bruzzo, dove il presidente Solinas ha scelto di incontrare i dipendenti del più grande ospedale della Sardegna. C'era il sit-in dei sindacati esclusi dalla riunione che hanno scaricato la loro rabbia sull'assessore alla sanità Carlo Doria, che si è immolato alla contestazione mentre il presidente compariva dal nulla in sala conferenze. Molte rassicurazioni e la conferma che sia il Brozzu che l'oncologico saranno oggetto di attenzioni e di regolare manutenzione in attesa che venga costruito il nuovo nosocomio del capoluogo. Dove? A questa domanda risponderà dopo l'atteso dibattito in assemblea consiliare. Quando? Lo sapremo forse domani, dopo il vertice a Villa Devoto con i consiglieri della maggioranza. È stato un incontro molto positivo che ha consentito un confronto aperto, molto utile per fugare dubbi, strumentalizzazioni che in questi giorni purtroppo sono arrivate da più parti. L'unica cosa vera, come è emerso oggi, è che c'è un grande interesse a mantenere l'attuale Brozzo in funzione, in operatività al meglio per continuare ad erogare prestazioni sanitarie di livello e contemporaneamente sviluppare un nuovo grande ospedale di riferimento che sarà un'eccellenza per tutta la Sardegna. È una grandissima opportunità. Pensare un ospedale da zero, dando l'opportunità di disegnare spazi, attrezzature, tecnologie all'avanguardia, consente di pensare ad una sanità d'eccellenza per la Sardegna, consente di regalare ai sardi un presidio all'altezza dei migliori standard europei. L'ospedale Brozzu è stato pensato negli anni 60, i lavori sono partiti nel 71. Credo che Cagliari e la Sardegna meritassero una nuova progettazione all'avanguardia, al passo con le migliori pratiche internazionali.